Mi chiamo Alberto Fiabane e sono uno dei due figli di Franco Fiabane, scultore del Bellunese, mancato da una decina d'anni, dove ha sempre lavorato e operato soprattutto nella provincia. Poi ha avuto parecchi lavori anche sia in Italia sia all'estero. Lo ricordiamo come scultore sia di pietra, di marmo, di legno, di bronzo, tutti materiali legati alla sua terra che amava e ha sempre portato nel cuore e nelle sue opere. Ci troviamo adesso a ricordarlo con un'importante mostra legata ad altri eventi. Lo ricordiamo per la sua ricerca della figura umana, dell'anatomia, sin dai disegni, dagli studi che ha sempre eseguito e fatto, gli studi preparatori per poi realizzare le opere, le sculture che oggi vediamo un po' in tutto il territorio. Le più importanti possono essere la Regina, la Madonna, la Regina delle Nevi in cima alla Marmolada. Altre possono essere in città monumenti. Ricordiamo il trittico che c'è a Fortogna nel cimitero monumentale di Vajont. La chiesa di San Giovanni Bosco, dove si è sempre sfogato e sperimentato nuove tecniche. Poi ce ne sono seminati un po' dappertutto il territorio, insomma. Il soggetto era sempre l'uomo e ciò che girava attorno alla figura dell'uomo, le sue espressioni, le sue forme, e soprattutto nei primi anni, insomma, dove poi c'è stata anche l'influenza del nonno Alberto. Negli anni ha anche sperimentato, si è avvicinato più a qualcosa di contemporaneo, di più moderno. Lo vediamo in alcuni bronzi particolari, in alcuni marmi o pietre, dove ha espresso più modernità, diciamo, lasciando magari un attimo il classico. Anche però su questa modernità si intravedono sempre le forme anatomiche delle figure umane, insomma. I riconoscimenti che ha avuto poi nella sua carriera artistica sono molteplici. I lontani premi del Centro Dantesco di Ravenna, il premio San Martino della città di Belluno, il premio Polaris del Rotary Club e tante varie altre citazioni e medaglie, dove è riuscito a conquistare l'attenzione di parecchi critici, e tutto questo lo ha portato sempre a essere ben voluto dalla gente, insomma. Sia dalla gente più importante, ma soprattutto dalla gente comune, la sua gente, che lui diceva la sua gente.
L'insegnamento che ci ha lasciato, parlo adesso come figlio, è molto importante, grande, è quello che ci ha formato anche a noi come uomini, parlo per me e per mio fratello. Lui era di poche parole, preferiva dare l'esempio concretamente. Stava a noi, stava a me capire le cose e imparare le cose che lui voleva dirci. È stato un equilibrio abbastanza difficile, complesso tante volte, ma molto ricco di contenuti, di significati, di lezioni e di insegnamenti che mi porto dentro ancora oggi, insomma, con orgoglio e gelosia, tra virgolette, se vogliamo dire.